Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo mercoledì per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. In regia Renato Capoia e Marco Gagliazzo, numerosi collegamenti come sempre da tutto il territorio. Sono tanti i fatti in questi giorni post Ferragosto. Vi dico già che andremo fra pochissimo a Campo Nogara, ritorneremo a Campo Nogara per la morte di Tania, l'uccisione, il femminicidio, meglio sarebbe dire, di Tania Terrin, e poi una storia, una brutta storia davvero, da Caorle, una violenza sessuale su minore. Ci collegheremo per questo con la nostra Anna Maria Parisi, e ancora ritorneremo a Pordenone, dove ieri è morto un 19enne in cella. Come sapete è andato a fuoco il materasso e quindi per questo giovane non c'è stato più nulla da fare. Il fronte è aperto anche a Vicenza, dove è stato bloccato un cantiere TAV in viale Verona, questo da parte dell'ARPAV, perché c'è un rischio concretissimo, pericolo di amianto. Insomma, tanti temi, ma noi partiamo ora con la nostra Valentina Visentina da Padova. A Padova si è registrato il primo caso di West Nile, fatale, letale, di questa stagione, di quest'estate 2026, ma ci racconta tutto Valentina Visentina con Cristian Roque Alende per la parte tecnica. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno. Si chiamava Lorenzo Corradini, aveva 84 anni, viveva nella frazione di Presina nel comune di Piazzola sul Brenta. È il primo morto per la febbre del Nilo, la West Nile, nel Padovano, ma è la prima vittima in Veneto di questa estate. Virus West Nile che ha già provocato una trentina di infezioni qui nel Padovano, ma questo appunto è il primo caso letale. Il pensionato era ricoverato dal 6 di agosto, prima nel reparto di medicina, poi in neurologia all'ospedale di Cittadella. I sintomi, come vi dicevo, accusati inizialmente intorno al 6 di agosto, con febbre molto alta, vomito e dissenteria, che avevano appunto portato al ricovero, dove la situazione è peggiorata in pochi giorni, fino al decesso avvenuto domenica 16 di agosto. Le analisi hanno confermato la presenza di questo virus, che in percentuali molto basse può dare esiti molto gravi, e nel 12% circa in forme neurologiche. Si tratta appunto della prima vittima. L'uomo fino a pochi giorni fa, poco prima di essere punto dalla zanzara, conduceva una vita ordinaria, l'orto, le passeggiate vicino a casa. Il virus West Nile in questo periodo ovviamente può capitare nelle zone anche del Veneto, nelle province di Padova. È la provincia che nel 2025 è stata interessata maggiormente dai contagi provocati essenzialmente dalla puntura della zanzara Culex, la zanzara comune. Non si trasmette da uomo a uomo, ma solo attraverso la puntura di questa zanzara. Può capitare in luoghi vicino a corsi d'acqua, in periodi di grande siccità come quello che stiamo vivendo. Infatti l'estate peggiore con il maggior numero di casi di West Nile è stata proprio quella del 2022, l'estate, quella dove appunto maggiormente si è registrata la siccità. Quest'anno nel Padovano, diciamo, sono già una trentina di casi. Il primo caso con ricovero si era registrato giusto un mese fa. Ma facciamo il punto della situazione con il servizio di Chiara Gaiani e le parole del direttore Sbroggiò del servizio di igiene dell'USL 6 Ugane. Alla linea poi può tornare allo studio. Febbre altissima, vomito, dissenteria. Si è presentata così l'infezione da West Nile, che in poco meno di 2 settimane è costata la vita a Lorenzo Corradin, 84enne di Presina di Piazzola sul Brenta. Corradin era pensionato dopo essere stato modellista alla Belvest. L'uomo è stato ricoverato in ospedale a Cittadella, dove è arrivata la diagnosi. Ricoverato inizialmente in medicina, poi per la diagnosi di West Nile e l'aggravamento è stato portato in neurologia, dove purtroppo ha avuto un peggioramento
fino all'esito di domenica sera. Il virus ha un'incubazione di 2 settimane. L'anziano era solito andare nel giardino e nell'orto della sua abitazione. Nelle ultime settimane, conferma l'ULSS 6, si è registrato un aumento dei casi. In questo momento nella nostra provincia, nella provincia di Padova, abbiamo 37 casi registrati West Nile. Sono stati registrati un aumento di infezione negli ultimi 15 giorni legati anche alla situazione atmosferica, caldo, ma anche un aumento dell'umidità e le piogge che sono avvenute. 12 casi con sintomatologia di tipo neurologico, le complicazioni più gravi che interessano di solito meno dell'1% delle persone infette, 1 su 150, i rimanenti stati febbrili. Rassicurazioni arrivano dalle autorità sanitarie. Molti casi sono fortunatamente asintomatici, in quanto la malattia solo in casi molto rari porta a un aggravamento della patologia. Non sono necessari interventi per la disinfestazione finché non si manifestano 2 casi all'interno di un piccolo raggio, spesso nella stessa comunità o nello stesso comune. Per ora si sono registrati solo casi singoli di infezione da West Nile. Rimaniamo nel padovano a Limena per lo shock dopo la morte ieri in montagna di una donna di 65 anni precipitata nella zona di Voltago a Gordino, sulle Pale di San Martino. Davanti agli occhi del marito si trovava in escursione proprio con l'uomo e un'amica. Testimoni impotenti della tragedia l'hanno vista precipitare all'improvviso mentre stavano scendendo dopo aver affrontato un sentiero ad alta quota nella zona della Gordino. Maria Cristina Dalla Libera, 65 anni, è morta cadendo in montagna davanti agli occhi del marito e di un'amica. Sono stati loro a dare l'allarme al 118 ieri pomeriggio. La donna era capofila del gruppo, stavano scendendo il sentiero dalla via normale al Monte Agnier nel gruppo delle Pale di San Martino quando è scivolata sparendo nel canale roccioso sottostante. L'elicottero Falco 2 del soccorso alpino è intervenuto individuando l'uomo che nel frattempo aveva raggiunto la moglie. La donna è stata subito recuperata dall'eliambulanza e portata al rifugio Scarpa, dove i sanitari hanno tentato inutilmente di rianimarla. Il medico legale, dopo aver constatato il decesso, ha informato la procura, ma al momento non sono stati aperti fascicoli di indagine. L'elicottero è poi tornato in quota a riprendere il marito e l'amica rimasta ferma sul sentiero, issandoli a bordo con un verricello di 40 metri. La salma di Maria Cristina Dalla Libera in queste ore sta tornando a Limena, dove verranno organizzati i funerali. Il sindaco Stefano Tonazzo ha espresso il cordoglio dell'intera comunità. La donna faceva parte del gruppo CAI di Padova. Sempre in montagna, sempre nel Bellunese, ieri una tragedia sfiorata, un 12enne è stato travolto da un masso instabile che lo ha fatto ruzzolare una quindicina di metri sotto il sentiero. È successo lungo la via che dal rifugio Berti sale a Forcella Camosci nel gruppo del Popera, siamo in Comelico Superiore. Il ragazzino di nazionalità tedesca stava camminando assieme ai genitori e alla sorellina più piccola quando è stato colpito dal masso. In zona non c'è copertura telefonica, impossibile chiedere aiuto, così la mamma si è precipitata al rifugio Berti per dare l'allarme. In attesa dell'arrivo dell'elicottero del SUEM 118, il gestore componente del soccorso alpino ha raggiunto il giovane che cadendo si è procurato probabili contusioni e un trauma al volto. Sul posto Falco ha calato con vericello equip medica e tecnico di elisoccorso per le prime cure, poi il ragazzino è stato imbarellato e caricato a bordo assieme alla madre. L'eliambulanza è quindi volata alla volta dell'ospedale di Treviso. Nel Trevigiano ieri una tragedia che ha scosso un'intera comunità, la morte improvvisa di Michele Chiodetto, 56 anni, anima del volontariato a Casier. Parole se ne sono veramente poche quando si sente che succede queste cose. Un abbraccio alla famiglia perché credo che sia impossibile a crederci e per la comunità è una perdita veramente immensa. Una comunità sotto shock, quella di Casier, che trova fatica le parole da dire. Michele Chiodetto, 56 anni, responsabile qualità alla Cadel di Santa Lucia di Piave, era uno dei figli più attivi e generosi del paese. Lascia la moglie e 2 figli, oltre ad un gruppo di amici e compaesani che lo ricorderà per sempre.
Era collaborativo, gentile, buono, ma non perché è il caso che lo fa dire, ma proprio perché ci sentivamo veramente uniti per fare sempre qualcosa per la comunità, perché anche lui ci credeva ed eravamo veramente quasi settimana per settimana che ci sentivamo per tutto, insomma. Una passeggiata mattutina verso le 7:30 per godere del primo fresco a pochi metri da casa gli è costata la vita per un malore. L'uomo avrebbe accusato un dolore al petto prima di accasciarsi su una panchina della ciclopedonale che stava percorrendo a piedi. Non aveva cellulare né documenti, subito alcuni passanti hanno chiamato l'ambulanza, ma quando è arrivata per l'uomo era già troppo tardi. I carabinieri si sono fatti poi indicare le generalità da una passante che si recava al lavoro e lo ha riconosciuto. Collaborava con la parrocchia e con la Proloco, di cui era tesoriere, stava organizzando altre iniziative ed era sempre il primo a non mollare mai e incoraggiare i suoi amici. È una persona sempre positiva, sempre che ti diceva dai ti do una mano, sempre felice, sempre col sorriso sulla bocca, una persona direi splendida. E non ho parole per descrivere questa mancanza, è una persona che mi ha sempre aiutato, mi ha sempre dato una mano, mi ha detto dai che facciamo, non si è mai tirato indietro per niente. Una morte inspiegabile. Michele Chiodetto stava bene, la sera precedente era stato con amici in compagnia, nulla che facesse presagire la tragedia. Ora resta di lui il ricordo, l'esempio che ha dato, ma soprattutto la sua gioia. Il suo sorriso, la sua forza in ogni cosa che faceva, perché oltre alla famiglia e al lavoro si dedicava pienamente al volontariato, e il volontariato perde una persona grandissima secondo me per il territorio sia di Casier che di Dosson. Era sempre in compagnia, sempre alle porte di casa sua erano sempre aperte a tutti, agli amici, a chi gli voleva bene. Questo è Michele. Michele resterà sempre nei nostri cuori. Non possiamo non ritornare a Campo Nogara, comunità sconvolta per la morte di Tania Terrin, il femminicidio di Tania Terrin. Per noi a Campo Nogara c'è Ilaria Marchiori con Alberto Pivetta per la parte tecnica. Dovrebbero esserci, eccoli, li vedo Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria, vengo da te, ritorno da te, è da giorni che stai seguendo questo caso terribile, questo ennesimo femminicidio. Campo Nogara si sta mobilitando, è così. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno anche a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Proprio così, siamo infatti qui in compagnia del sindaco Antonio Fusato che insieme anche all'assessore al sociale ha organizzato per giovedì sera alle 20:30 qui in piazza un momento dedicato a Tania Terrin, un momento che vuole fare rumore, sindaco. Sì, vogliamo praticamente che non passi, diciamo, come sono fenomeni che purtroppo condividiamo tutti i giorni, vogliamo che passi come un fenomeno ordinario, ma sono fenomeni straordinari che dobbiamo fare qualcosa per evitarli, dobbiamo fare qualche cosa per evitare che, diciamo così, la donna abbia delle protezioni adeguate anche diciamo così con i loro partner. E purtroppo invece le cose che si fanno o che si sentono sono poco più che uno scoop giornalistico, in realtà invece bisogna fare qualcosa di più concreto. Allora qua in Riviera del Brenta abbiamo un ufficio che si occupa del maltrattamento delle donne. Quest'anno ci sono state già 28 segnalazioni e 8 casi le donne sono state allontanate dalla famiglia, dal marito o dal compagno. E questo è servito anche di aiuto e come riferimento. Questi centri si devono potenziare, mi rivolgo anche agli enti sovracomunali perché ci aiutino e perché secondo me sono una delle risorse principali per venire incontro a questi fenomeni. Noi come amministrazione comunale abbiamo anche finanziato un intervento sulle scuole medie con i ragazzi per diciamo così educarli molto di più all'affettività.
che è un problema insomma, che nasce, siamo sicuri, dai giovani, dal momento giovanile, e poi si sviluppa quando si è adulti. Quindi è su queste basi che ci dobbiamo muovere per cercare di evitare il più possibile che l'insorgere di questi fenomeni. Ecco. Sindaco, secondo lei, se Tania si fosse rivolta anche a un centro antiviolenza potrebbe essere stata aiutata in maniera diversa? Ma sicuramente, perché sono abituati a trattare questo tipo di problemi e capiscono subito la gravità del fatto, la gravità della situazione, quindi possono anche consigliare e intervenire se è del caso, come ci è stato fatto, come viene fatto continuamente, per cercare di evitare queste situazioni. Ecco, allora l'invito è rivolto a tutti, a amiche, sorelle, a donne di ogni età, ma anche agli uomini per giovedì sera. Ah certo, a tutta la popolazione, anche dei comuni limitrofi. Quindi siamo convinti che domani sera ci sarà diversa gente e vogliamo segnalare questo fatto perché non rimanga un atto sporadico, ma sia un atto che serve a prevenire quello che può succedere a chiunque, a qualsiasi comune, a chiunque. Ma lo vediamo tutti i giorni, ci sono ogni giorno non più un caso, ma 3, 4, 5 casi che scoppiano tutti i giorni. Quindi è diventato un problema nazionale, vogliamo dire. Insomma. Ecco, non è vero che non serve, come in questo caso, fare rumore, perché è un momento in cui si ritroverà la comunità e non solo, si spera, per fare rumore, per farsi sentire, per anche essere vicini in qualche modo alla famiglia di Tania e a tutte le altre famiglie colpite da drammi come questo. Sì, noi siamo vicini come tutti alla famiglia, a chi ha subito questa grave, diciamo così, mancanza, però purtroppo le parole che si dicono dopo non servono a riportare Tania in vita, a ridarla all'affetto dei suoi cari. Purtroppo l'abbiamo persa e questo ci deve far riflettere un po' sul da farsi e come migliorare l'approccio con questi fenomeni. Ecco, allora l'appuntamento è qui in Piazza Mazzini domani sera alle 20:30. Io ringrazio il sindaco per averci dedicato il suo tempo, la lascio andare perché so che ha naturalmente altri impegni, però prima voglio farvi sentire la testimonianza che abbiamo raccolto proprio ieri del datore di lavoro di Tania Terrin, che aveva scritto un post all'alba chiedendole scusa. Sentite perché nelle sue parole. Abbiamo provato a indirizzarla, non ci siamo riusciti. Scusa Tania. Sono le parole toccanti e piene di dolore pubblicate sulla pagina Facebook dell'auto-officina Ammira da Marco, il titolare della 39enne strangolata nella sua abitazione di Campo Nogara dall'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita impiccandosi nella notte tra sabato e domenica una volta rientrato nella sua casa a San Bruson di Dolo. Sapevamo, racconta ancora proprio dall'ufficio in cui Tania lavorava, le eravamo vicini, ma forse si poteva fare di più. Nel momento in cui è successo quello che è successo, sicuramente qualcosa è venuto a mancare. Non lo capirà mai nessuno cosa è venuto a mancare. Quindi per quello che dico forse si poteva fare di più, però se le istituzioni sono queste, se le leggi sono queste, se chi ha fatto questo, vuol dire che c'è su un meccanismo qualcosa che non funziona. 2 almeno, racconta, le aggressioni che Tania aveva subito. Della prima aggressione che appunto una mattina per far colazione gli aveva tirato mi sembra una sperla, adesso non mi ricordo, poi è venuta qua, l'avevo vista che era un po' scossa e gli ho chiesto se poteva andare in pronto soccorso a farsi vedere. E dopo da là gli hanno detto che aveva un problema con il timpano e questo è a dicembre. Invece ad aprile io ero via in moto e mi scrive se conoscevo qualcuno a Dolo perché ero in pronto soccorso da X tempo. E gli ho chiesto cosa è successo e là mi ha dato referto con tentato soffocamento e quant'altro. E là diciamo, vabbè, ho chiuso la conversazione e il giorno dopo ci siamo visti qua e ho detto
adesso prendi, vai, fai. E a quel punto Tania si è decisa ad andare dai carabinieri e sporgere querela. A giugno arriverà l'ammonimento del questore nei confronti di Keber. Ma nonostante questo la 39enne non si sentiva al sicuro, motivo per cui aveva chiesto ai vicini di casa di non aprire la porta a Keber qualora si fosse presentato. Anche dopo l'episodio di dicembre, prima della querela, i timori erano forti, tanto che i genitori non la lasciavano mai sola. Io ogni tanto gli scrivevo: se sei da sola, no, adesso sono chiusa dentro casa, tutto chiuso, mia mamma è appena andata via e queste cose qua, insomma. Quindi i genitori cercavano di non lasciarla mai da sola? Penso proprio di sì, insomma, dai. Cioè, per quello che mi ha detto lei, sì. Prima di chiudere l'autofficina per le ferie, Marco si era sincerato che Tania non lo sentisse più e sembra che fosse così. Gli chiedevo se lui lo sentiva ancora, lei mi diceva di no. Quindi, quando gliel'ha chiesto se lo sentiva ancora ultimamente? Sì, diciamo che sarà roba di 20 giorni, un mese fa, gli ho chiesto se aveva più sentito qualcosa, mi ha detto no, l'ho bloccato da tutte le parti, ho chiesto addirittura che non aprissero la porta se lo vedevano. Lunedì l'autofficina di Via Ticino riaprirà i battenti, ma su quella sedia Tania non ci sarà, lasciando un vuoto incolmabile. Avete sentito dunque, Tania aveva paura, si era attivata, aveva sporto querela ai carabinieri e i carabinieri a quel punto hanno attivato immediatamente il codice rosso con la conseguente procedura e ora sono stati sequestrati i cellulari di entrambi, quindi sia quello di Tania che quello di Dino Keber, che poi si è tolto la vita nella sua abitazione di dolo, per cercare di ricostruire che cosa sia accaduto nelle ultime ore di sabato prima che Keber togliesse la vita a Tania. Ma quello che ne è emerso in questi giorni è il profilo di una persona, Dino Keber, che da tempo, già da giovane, dall'adolescenza in poi, aveva dei problemi psicofisici che si riscontravano poi in vari ambiti della sua vita. Sentiamo nel prossimo servizio la testimonianza di un amico che lo conosceva da molto tempo, l'avvocato Matteo D'Angelo, che l'aveva anche seguito poi nel corso di una pratica per l'affidamento della figlia. Nel frattempo io qui da Campo Nogara restituisco la linea allo studio. Era una persona buona, per conto mio, molto gentile, con tanta gentilezza, cordiale. No, io non posso dire proprio niente di quel ragazzo, mi sono meravigliata perché ho detto fare una cosa così, non penso un uomo, per me era molto bravo, insomma, una persona per bene. Adesso devo parlare con una signora e le sofferenze e basta, mi dispiace tanto. Qua bisogna benedire, veramente. Viene descritto così dai vicini di casa Dino Keber, un uomo energico, a tratti un po' esuberante, ma tutto sommato una brava persona. Ma dietro quella facciata di normalità si nascondeva un baratro fatto di dipendenze, problemi di salute, soffriva di una grave forma di diabete e un'ossessione tossica. Per questo da anni era seguito dal centro di salute mentale della ULSS di Dolo, dove si era recato spontaneamente e da dove non era mai stato prescritto un TSO. Il suo disagio però non era invisibile. Ad accorgersi che qualcosa non andava anche l'avvocato Matteo D'Angelo. Lo conosceva da oltre 30 anni. Come legale racconta di come, a suo avviso, l'abisso di Keber avesse avuto inizio con la separazione dalla figlia per la fine della relazione con la compagna madre della bambina. Sicuramente quello che è successo con sua figlia l'ha segnato, ma non posso escludere che anche quello sia stato una concausa di altre cause poi provenienti da molto più distante, da quando era molto più piccolina. Insomma. So che ha avuto delle relazioni difficoltose, questo per sua stessa ammissione, ma i termini delle difficoltà non li conoscevo. No, ha sempre avuto delle enormi fragilità segnate dalla perdita di un fratello, dove lui eravamo piccolini tutti e due, il fratello era un po' più grande, morì di overdose,
la separazione dei genitori, un rapporto con il padre non proprio idilliaco e quindi insomma questa fragilità che poi da un certo punto di vista veniva compensata o dal canto suo mascherata con questa sua estrema vitalità, diciamo così, nello sport motoristico, nel dedicarsi ai motori, quasi a livello estremo. I motori, la passione di Keber, al punto che aveva trasformato una parte della sua abitazione in officina dove lavorava come meccanico, sebbene completamente abusivo. E questa alle mie spalle, a San Bruson di Dolo, la casa officina dove Dino Keber, il femminicida, abitava, viveva e lavorava. Una casa officina gestita in modo completamente illegale, era infatti sprovvisto di qualsiasi tipo di autorizzazione. Una vita condotta al limite, questa dell'assassino, nel cortocircuito comunicativo tra istituzioni sanitarie e quelle preposte alla sicurezza. Così il sindaco di Dolo, che fa anche un mea culpa. Ritengo che ora le indagini e gli approfondimenti siano fondamentali, per capire quale cortocircuito, come lei ha detto, se c'è, se esiste, perché sia avvenuto. Di fondo però c'è qui un carico appunto di responsabilità e di anche indifferenza che deve essere colmato attraverso, lo ripeto anche a me stesso, un ruolo educativo. Ma rimaniamo nel veneziano, ci spostiamo sul litorale a est, a Duna Verde di Caorle. Per noi c'è la nostra Anna Maria Parisi, l'avete vista nel servizio. Anna Maria Parisi che ci racconta di una notte drammatica, quella vissuta da una ragazzina. Con Anna Maria Parisi si trova per la parte tecnica Edoardo Paris. Buongiorno Anna Maria, raccontaci cos'è accaduto a Duna Verde. La comunità questa mattina si è svegliata letteralmente sotto shock con la notizia che nella notte ha fatto il tam tam di tutte le case e i cellulari di questa piccola località balneare di Caorle, appunto a Duna Verde. Oggi è anche giorno di mercato. La notizia è quella di una presunta violenza sessuale ai danni di una ragazzina tra i 12 e i 14 anni, italiana, che sarebbe stata violentata all'interno di uno degli ascensori dei palazzi che si trovano qui a Duna Verde dopo aver bevuto qualcosa in compagnia di alcuni amici, e sono stati fermati 3 ragazzi di origine magrebina in un noto campeggio della località, in subito intervenuti sul posto. Infatti i carabinieri, anche se incaricati delle indagini, sono gli agenti della polizia municipale di Caorle. La ragazzina si è risvegliata in uno stato confusionale con un blackout di oltre un'ora. Lei non ricorda che cosa sia accaduto nell'arco dell'ora e più da quando ha bevuto quel cocktail in compagnia di alcuni amici. Non si esclude anche in casa sua o di altri ragazzi della compagnia. Quindi si è risvegliata in stato confusionale, vestita soltanto dei suoi slip. Immediato quindi la chiamata al SUEM 118 con l'ambulanza che l'ha portata per gli accertamenti di rito previsti dal protocollo sanitario in questo caso, per verificare se ci sia stata una violenza o meno e che cosa ha bevuto la ragazzina per perdere conoscenza. Quindi incaricati delle indagini, come dicevo, gli agenti della polizia municipale di Caorle, e questa notizia veramente ha destato molto scalpore e shock tra i balneari che si trovano qui in vacanza. Un fatto del genere non era mai accaduto, dicono. Ora si attendono i rilievi e gli accertamenti dei sanitari. Da Duna Verde di Caorle è tutto, ti restituisco la linea, Christian, con la parte tecnica curata da Edoardo Paris.
Grazie davvero Anna Maria Parisi, insomma è un fatto che va appurato, un fatto che sta emergendo in tutta la sua gravità. Vedo che è pronta per aggiornarci su un'altra vicenda Esmeralda Dalla Longa, la collega Esmeralda da Pordenone. A Pordenone, come sapete, c'è stato un incendio al carcere, a fuoco un materasso in una cella, è morto un detenuto di soli 19 anni, si è aperta ovviamente un'inchiesta, ma ci aggiorna appunto Esmeralda. Buongiorno. Buongiorno Cristiane, grazie, buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo, come vedete, davanti al Tribunale di Pordenone per dare un aggiornamento sul punto di vista giudiziario sulla triste vicenda che ha colpito il carcere di Pordenone il lunedì sera, poco prima delle 23. Un detenuto ha perso tragicamente la vita, un giovane di 19 anni di origine egiziana di nome Mamdou. Si chiamava, ha perso tragicamente la vita a seguito di un incendio divampato proprio dalla sua cella. La novità principale sta nel fatto che la Procura di Pordenone ha ufficialmente aperto un fascicolo di indagine sull'accaduto. Infatti i magistrati guidati dal procuratore Pietro Montrone e il sostituto Enrico Pezzi stanno valutando l'esecuzione dell'autopsia sul corpo della vittima, del giovane, per confermare il decesso causato dall'inalazione di monossido di carbonio. La cella numero 11, che è la cella che è stata teatro del rogo, è stata sottoposta a sequestro penale proprio dal PM Pezzi a seguito di un lungo sopralluogo avvenuto sul posto insieme ai compagni di cella del detenuto e alla polizia penitenziaria. Gli accertamenti proseguiranno anche con l'acquisizione dei filmati di videosorveglianza e delle registrazioni della videosorveglianza, quindi stanno indagando al momento. La vittima, abbiamo raggiunto telefonicamente nella giornata di ieri l'avvocata del giovane, Sonia Pasca, e ci ha descritto il ragazzo come una persona stupenda. Lei c'era molto affezionata, un ragazzo comunque problematico, si sapeva, ma è rimasta molto scossa per la perdita. Secondo quanto ricostruito, l'esatta dinamica dell'accaduto sarebbe avvenuta all'interno del bagno della cella, poiché la vittima si trovava all'interno della cella insieme ad altri 3 detenuti. Avrebbe dato fuoco al materasso al suo materasso e poi si è chiuso nel bagno. Grazie all'intervento della polizia penitenziaria giunta tempestivamente sul posto e anche ai vigili del fuoco, gli altri 3 detenuti sono riusciti ad essere stati salvati, mentre la vittima, portata inizialmente al pronto soccorso, ha inalato troppo fumo e non sono riusciti a salvarlo, è deceduto al pronto soccorso. Quindi purtroppo una grande tragedia, un episodio che ha sconvolto tutta la comunità. Abbiamo sentito anche alcuni residenti di Piazza della Motta, che si trova proprio vicino al carcere, anche proprietari dei bar vicino, e tutti ci hanno detto che nel momento dell'accaduto hanno sentito proprio rumori che provenivano dall'interno delle celle, urla dei detenuti che chiedevano aiuto e rumori di tazzine rompersi, quindi comunque un accaduto che ha colpito tutta la comunità, un fatto scioccante. Abbiamo raggiunto telefonicamente anche il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, in particolare il segretario nazionale per il Friuli Venezia Giulia, Giovanni Altomare, che ha sottolineato il problema del sovraffollamento del carcere di Pordenone, che comunque è un problema che c'è da tempo e va risolto. Quindi si sono create anche molte discussioni in seguito a questa tragica vicenda. Poi seguiranno aggiornamenti anche sul telegiornale di Pordenone.
comunque una vicenda che ha scosso tutti, a partire dagli avvocati ad arrivare ai cittadini che chi più chi meno hanno assistito comunque alle urla e a quanto grazie accaduto. Esmeralda, grazie davvero per tutti questi aggiornamenti. Okay. Ti ringrazio, devo andare a Vicenza. Grazie davvero Esmeralda dalla Longa, questo il fronte di Pordenone. A Vicenza dal nostro Daniele Garbin, perché che cosa sta accadendo a Vicenza? Si è bloccato un cantiere della TAV in Viale Verona, se non sbaglio c'è il rischio concreto, concretissimo di amianto. È così Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. L'ARPAF ha proprio sigillato il cantiere alle mie spalle, che questo era uno dei punti impattanti, ecco, di un edificio molto anche storico, molto alto, ma che comunque è stato in parte demolito, ma in questo momento la demolizione è sospesa proprio perché è stata accertata la presenza di l'asse di Eternit. L'ARPAF è entrata in cantiere su segnalazione di un cittadino che aveva visto la dinamica. Pare che nella demolizione, così è raccontata, sia finito parte del muro su un edificio sempre destinato a essere demolito ma con la copertura in Eternit, e alcune lastre siano cadute insieme al materiale che si stava asportando. Ecco, a questo punto la preoccupazione, già essendo anche molto impattante per rumori, fumo eccetera, che per quanto si cerchi di abbattere non è mai abbastanza, con la presenza di Eternit ha allarmato residenti. Alcuni sostengono che altri edifici addirittura nei giorni scorsi già abbattuti avessero ancora queste lastre di Eternit. Insomma, in questo momento il lavoro fermo, sono intervenuti adesso le immagini, forse si fanno riferimento, girate dal collega Simone Squaccina nella settimana scorsa, proprio perché questa era la situazione, per rendervi conto anche di cosa significa l'abbattimento di tutta questa serie di edifici, alcuni appunto con lastre di amianto, invece con l'accertamento, ecco, diciamo che sono entrati nel comune diversi enti, la polizia locale, l'ufficio ambiente, l'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale, il dipartimento di prevenzione dell'usotto berica, insomma tutta una serie di autorità che hanno appunto accertato, e quindi a questo punto costringono di fatto il comune a emettere un'ordinanza apposita proprio per una rimozione con i dovuti crismi di questo materiale pericoloso. Ecco, è l'ultimo tassello di questa TAV che avanza con tutti i problemi che ha portato proprio per logistici, anche di viabilità, e ora è il momento proprio il momento più tragico comunque di supportare di questi lavori di demolizioni, per quanto si cercasse di fare anche su richiesta del sindaco in questo momento dell'anno con meno traffico, meno problemi nella viabilità. Però questo problema dell'Eternit non era previsto, era programmato in un secondo momento, ma vista anche come si sta evolvendo, al comune appunto è stato messo nelle condizioni di dover prendere provvedimenti. Al momento direi che è tutto, noi seguiremo la vicenda e vi terremo aggiornati. Ecco, da Vicenza è tutto, dal cantiere della TAV Viale Verona, a voi la linea. Grazie Daniele Garbin per tutti questi aggiornamenti. Potete immaginare il fronte a Vicenza su questo è sempre caldissimo. Rimaniamo nella provincia berica, andiamo nel Bassanese, parliamo di microcriminalità e degrado a Piazzale Trento, a Bassano del Grappa. Un rider è stato avvicinato e derubato da una coppia di malviventi che i carabinieri hanno poi identificato e denunciato, ma i cittadini lamentano ripetuti episodi di violenza da parte di bande. L'ultimo episodio ieri sera con un individuo che ha molestato una ragazza, momenti concitati ma il sintomo di una situazione avvertita dalla gente come pesante. Facciamo il punto con Marta Zatta. Era seduto su una di queste panchine in attesa di effettuare una consegna. Un ragazzo di 23 anni, un rider pakistano ma residente nella provincia di Treviso. Siamo nell'area verde adiacente a Piazzale Trento, a Bassano del Grappa. Due uomini di origine nordafricana gli si sono avvicinati con la scusa di chiedergli una sigaretta, ma l'hanno derubato del borsello. La vittima se n'è accorta solo in un secondo momento e ha subito presentato denuncia ai carabinieri, che grazie alla descrizione
fornita dalla vittima sono riusciti a identificare i 2 responsabili e a denunciarli. Camminando lungo la via e parlando con chi questa via la percorre tutti i giorni o chi abita nei dintorni di questa zona, ci fornisce una descrizione di una zona non sicura, tanto che un giovane che ieri sera era in un locale nei pressi di Piazzale Trento ci ha riferito che una sua amica è stata oggetto di molestie da parte di un uomo. Ecco quindi cosa ci hanno raccontato. Movimenti strani, sì, ho notato movimenti strani, non eccessivamente strani. Ero fuori dal Pak Kebab che c'è là, che dopo lì c'è l'attraversamento pedonale subito dopo la discesa, e lì abbiamo trovato un soggetto in escandescenza e c'erano delle nostre amiche che non erano con noi ma abbiamo visto arrivare, che ha cominciato a importunarle, quindi ero con 2 amici, siamo dovuti fermare, aspettare che questo si calmasse, salutarlo. Sì, era un po' esagitato, quindi sì. Problemi grossi no, nel senso che secondo me noi a Bassano viviamo in una realtà molto bella, protetta, cioè se andiamo in un'altra città ci rendiamo conto che viviamo davvero nel mondo delle fate, però qualcosina, cioè io ti dico, ieri per esperienza è successo. È sempre frequentata da persone non italiane, per cui c'è un po' di tutto, adesso non so dirle la gravità della cosa, però sicuramente pochi italiani e tanti esteri. Ma e voi vi sentite al sicuro oppure no? No, assolutamente. No, io sono stata aggredita, sì, un paio di anni fa, non proprio qua, ma sì, proprio qua a 100 metri. Sono stata spintonata da un extracomunitario e quasi finivo per terra. Quindi non si sente tranquilla? Ma no, ma era mezzogiorno, poi non era neanche sera, quindi voglio dire né di giorno né di sera, assolutamente. È una zona sicura? Insomma, ultimamente no. Come mai dice questo? Perché che c'è troppo, non so spiegarmi, ecco, bisogna che sia una santinella più di ordine. Quindi lei chiede più forze dell'ordine? Sì. Io lavoro qua, quindi sono qua tutte le mattine, spesso faccio questa strada qua per andare in qualche ufficio, ma non ho mai visto forze dell'ordine, solo quelli che fanno le multe e basta. Io abito al Cabaroncello, io quello che vedo, che passo per di qua, non mi sembra che ci sia mai, però bisognerebbe vedere la sera cosa e come. Però ormai è diventato così tutto dappertutto, perché bisogna stare attenti anche in centro Bassano. Cioè, qua magari viene qualcuno, per me sì è sicura, però non saprei. Ma le cose secondo lei sono cambiate in generale rispetto a qualche tempo fa? A me sembra che siano peggiorate. Io non mi sento sicuro da nessuna parte, né in stazione, né qua, né altri posti. Proprio ho il terrore. Secondo lei cosa bisognerebbe fare in più? Che i politici siano più severi, che diano sanzioni più pesanti e che li mandano al loro paese. Sulle strade del Veneto, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti a Scorzè, all'incrocio tra via Castellana e via Crosarona, per un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura finita capottata in un fossato pieno d'acqua. All'interno del veicolo sono rimasti intrappolati 4 ragazzi di circa 20 anni. I 4 giovani sono stati raggiunti e tratti in salvo dai sommozzatori del nucleo regionale dei vigili del fuoco e dalla squadra di Mestre, che hanno provveduto alla loro estrazione dal veicolo. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco volontari di Mirano e Borgorico e l'autogru di Mestre. Le operazioni sono proseguite con la messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata dall'incidente. Così dunque nella notte a Scorzè, siamo nel veneziano ridosso della Marca trevigiana. Vi raccontiamo adesso di una storia, anche questa molto significativa, perché un 16enne è stato destinatario di un provvedimento di Daspo. Non potrà avvicinarsi a un centro commerciale di Castelfranco Veneto, e questo per un rosario di contestazioni: minaccia aggravata, ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Filippo Fois.
Divieto di accesso a negozi e locali di un centro commerciale di Castelfranco Veneto per un periodo di 2 anni. È il provvedimento che, su proposta dell'Arma dei Carabinieri, il questore di Treviso ha disposto nei confronti di un giovane di appena 16 anni, residente in provincia di Padova, accusato dei reati di minaccia aggravata, ricettazione, detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. I fatti risalgono al 27 aprile, quando i carabinieri erano dovuti intervenire al centro commerciale di Castelfranco perché un ragazzo, anche lui minorenne, era appena stato minacciato da un conoscente con un'arma nascosta sotto la felpa, arma che poi in realtà si era rivelato un bastone telescopico in plastica lungo 23 centimetri e mezzo. Rintracciato il giovane, i carabinieri gli sequestravano, oltre al bastone telescopico, un bilancino a forma di chiave di autovettura, un involucro di plastica con dentro circa 20 grammi di hashish e un iPhone verosimilmente oggetto di furto. Dopo la segnalazione all'autorità giudiziaria e al termine dell'istruttoria della divisione Polizia Anticrimine, il questore ha quindi adottato il provvedimento che impone al ragazzo il divieto di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici annessi al centro commerciale teatro dell'episodio. È durata poche centinaia di metri la fuga di 2 tunisini che hanno tentato di sottrarsi a un controllo dei carabinieri a Carmignano di Brenta, gettando la droga a terra. I 2 poi sono stati arrestati. Viaggiavano in un'auto con altre 2 persone tunisini di 20 e 30 anni residenti in provincia di Vicenza, arrestati dai carabinieri a Carmignano di Brenta. Quando il veicolo alle 12:30 di domenica è stato fermato per un controllo, i 2 non hanno esitato un attimo, hanno aperto le portiere dell'auto e si sono dati alla fuga, sbarazzandosi in fretta della droga che avevano con loro. I carabinieri sono riusciti però a bloccarli e arrestarli, recuperando anche lo stupefacente, 13 grammi di cocaina già divisi in 18 dosi pronte per lo spaccio. Per i 2 tunisini è scattato l'arresto, ai danni del trentenne anche una denuncia per danneggiamenti all'auto di servizio. Le 2 persone che erano con loro sono risultate estranee al traffico. L'arresto è stato convalidato e adesso i 2 tunisini sono stati accompagnati in carcere a Padova. Il furto nel pomeriggio di Ferragosto alla caffetteria Dolce Vita di San Giorgio in Brenta, Fontaniva. Mamme e bambini che rubano, fatti gravissimi e intollerabili, tuona Roberto Marcato, consigliere regionale della Lega. Un fatto di cronaca che diventa caso politico. I bambini vanno mandati a scuola, non a rubare. È assolutamente inaccettabile che i genitori utilizzino i propri figli come uno scudo umano per compiere furti. La vera emergenza risiede in quegli adulti che, anziché educare, insegnano i minori a delinquere fin da piccoli, un fenomeno molto diffuso tra i nomadi. È Giorgia Bedin, consigliera regionale della Lega, a intervenire dopo il caso del furto di Ferragosto alla caffetteria Dolce Vita di San Giorgio in Brenta, a Fontaniva, razziata da un gruppo di donne e bambini che hanno arraffato bibite e profumi per un valore di circa 250 euro. Se le indagini vanno avanti, la polizia locale ha sottoposto alle titolari le immagini di una trentina di fotogrammi che riprendono veicoli compatibili con quelli usati dal gruppo. È pungente Roberto Marcato, che sui social allarga lo sguardo dopo i blitz nei campi nomadi compiuti nei giorni scorsi dalla polizia a Padova. Io mi rivolgo davvero ai nostri parlamentari, mi rivolgo ai ministri nostri, anche quelli, mi rivolgo al governo, mi rivolgo ai magistrati che non sono né nostri né loro per definizione, ma davvero mi volete dire che non si può risolvere tutto questo? Cioè, davvero non si possono togliere i bambini che vengono usati per fare furti? Davvero non si possono togliere quelle famiglie? Davvero non si possono chiudere i campi nomadi dove troviamo tutta la merce rubata? Davvero non si può costringere queste famiglie ad andare a lavorare? Ma davvero non si può fare? Basta, intervenite, basta, mandano i bambini a rubare, gli togliete la famiglia, questa gente va a rubare e non va a lavorare, e si riprende, si chiude i campi rom e si mandano via. Cosa ci vuole per fare tutto questo? Non è possibile, non è tollerabile, basta! Ma in questa estate 2026 non vanno in vacanza nemmeno i lupi che sono tornati a colpire in Cansiglio. Forse un attacco senza precedenti e decine le pecore sbranate in una sola notte nell'esasperazione degli allevatori. L'attacco finora ne abbiamo contate 17 morti.
però ce ne sono parecchie ferite, tra cui sicuramente un 4-5 vanno battute, assolutamente. C'è sempre un film dell'orrore vedere tutti quei capi con le budella a penzoloni o addirittura col collo squarciato. È una mattanza con pochissimi precedenti, quella registrata sul versante trevigiano del Cansiglio, nel mirino in particolare l'azienda dell'Antonio in territorio di Fregona. Oltre ai 17 capi martoriati ce ne sono altrettanti che hanno riportato ferite, diverse le pecore destinate all'abbattimento, come racconta anche Milo Veronese, che gestisce un agriturismo vicino e storico rappresentante degli allevatori. I lupi, dice, stanno cambiando pericolosamente abitudini. Il problema è che probabilmente i cervi iniziano a scarseggiare, vuoi perché ne hanno mangiati tanti, vuoi perché il cervo non è stupido e quindi si sposta, e adesso probabilmente hanno capito che si possono attaccare animali anche più facili da predare, nel senso che non possono nemmeno scappare, sono all'interno di una recinzione e quindi, essendo il lupo un animale opportunista, chiaramente ne approfitta. Molto probabilmente qui c'era anche un bel branco, forse anche con i piccoli, e si sono divertiti parecchio. La segnalazione ovviamente è partita alle autorità competenti, a poco è servita anche la recinzione elettrificata, ma la questione ha molteplici aspetti e tocca l'umore di chi vive e lavora nelle terre alte. C'è anche, una parte affettiva, al di là di quello che pensa la gente, cioè noi parliamo con i nostri animali. Spesso e volentieri vedere degli animali su cui contavi anche, vederli in quelle condizioni, il cuore assolutamente, insomma. Il danno poi è pure ambientale e riguarda la sopravvivenza di intere comunità. La politica deve capire che comunque in qualche maniera bisogna intervenire. Non è possibile lasciare che il lupo si espanda continuamente, perché questi fanno cuccioli tutti gli anni e quindi chiaramente il problema aumenta. Dobbiamo in qualche maniera trovare il sistema di eliminare un po' di lupi. Le leggi si fanno e si possono anche cambiare. Rischiamo con il lupo il completo abbandono della montagna da parte degli allevatori. Spostiamoci di poco da Fregona a Vittorio Veneto, dove per il rischio incendi sono stati annullati i fuochi di Santa Augusta. Parliamo di uno degli appuntamenti più attesi, forse più simbolici del vittoriese. Una scelta di responsabilità non facile, la definisce la sindaca Mirella Bagliana. Questa sera la sentirete nei nostri telegiornali. Le condizioni attuali non consentono di correre rischi, nonostante le piogge attese nei prossimi giorni, e in particolare nella giornata di domani c'è anche un'allerta in tal senso, ma che è una pioggia benedetta soprattutto in Carnia. Come sapete, la Carnia ormai brucia da 10 giorni consecutivi, soprattutto nella zona del monte Amariana. Possiamo tranquillizzare un po' tutti, anche noi siamo un po' più tranquilli perché ha piovuto bene ieri, la temperatura si è abbassata molto, c'è molta umidità. Come vedete, insomma, la Marianna è sotto controllo, anche le parti basse lo sono, l'aria è respirabile, quindi insomma tiriamo avanti fino a giovedì. Sta tornando lentamente alla normalità la situazione del Monte Amariana in Carnia, da 10 giorni avvolto dalle fiamme. Il bombardamento mirato di acqua sui nuclei al centro dei roghi con gli elicotteri, Canadair e gli Air Trek sloveni da una parte e i circa 10 mm di pioggia caduti in 40 minuti nella serata di lunedì 17 agosto hanno drasticamente ridotto il raggio d'azione dei focolai. Nella mattinata a valle si è iniziato il lavoro con le squadre di terra, mentre a monte gli elicotteri con i getti sugli ultimi ancora attivi, seppur sotto controllo. Spetterà la tanto attesa perturbazione in arrivo tra mercoledì e giovedì a scrivere la parola fine. Intanto dal campo base logistico allestito presso il centro sportivo amarense continua il lavoro di supervisione da parte dei vigili del fuoco. Va detto che la pioggia comunque che è avvenuta ieri è stata d'aiuto, nel senso che palesemente, insomma, anche dalle vostre riprese è chiaro che la situazione è diversa. Anche immagino in pianura l'odore
odore acre che arrivava, insomma noi abbiamo ricevuto diverse chiamate da cittadini preoccupati che ci fossero degli incendi in pianura, perché appunto il fumo arrivava a distanze impensabili, insomma. Il prologo di stamattina sembra che i fenomeni che ci sono, che si possono vedere anche con la telecamera, sono in alta quota, quindi per quanto riguarda in questo momento il rischio per la popolazione, per le abitazioni, possiamo dire che siamo piuttosto tranquilli. L'altro fronte di questi giorni estivi, il divieto di balneazione soprattutto nel Piave, divieto che riguarda da poco anche Belluno, una decisione che è stata assunta dal sindaco De Pellegrin e che non ha mancato anche qui di sollevare forti polemiche. Divieto di balneazione in comune di Belluno, sul Piave, sul Cordevole, sul Lardo, per il rischio che l'acqua può comportare, per i cambi di portata, per i fondi limacciosi, perché può essere molto fredda e può causare shock termico, perché ci possono essere dei mulinelli, quindi non si può accedere a quelli che sono i fiumi e i torrenti in comune al fine di evitare rischi. E questo è quello che ne pensa la gente. Credo che sia un divieto logico e sensato vista la situazione attuale dal punto di vista delle criticità idrogeologiche, no? Quindi comprendo magari il disappunto di alcuni che sono soliti approfittare del refrigerio che possono fornire, però mi sembra un divieto quantomeno accettabile, direi. Un po' brutto, perché comunque c'erano tanti ragazzi anche che andavano, però... Adesso c'è questo divieto, un'ordinanza, cosa ne pensi? Non si può più accedere, non si può più fare il bagno, non si può più andare in acqua, non ci si può neanche avvicinare. Uno, se va è consapevole di infrangerlo, ma se va e si fa male è responsabilità sua. Lo dico perché ho sempre fatto il bagno ai torrenti. Secondo me sia giusto che sbagliato. Vedo sempre che comunque i turisti se ne fregano di questa cosa, insomma. Quindi vedo che c'è molta speculazione, vedo che anche i controlli non ci sono, quindi vedo che è come se questa ordinanza non ci fosse. Ecco. È giusto mettere le mani avanti in modo che la gente non corra rischi? Beh, questo sicuramente, anche per eventi che sono successi in passato, magari sempre collegati al fatto di farsi il bagno magari lungo un torrente, eccetera. Può essere sicuramente magari un incentivo per la sicurezza. Dispiace perché si sa che si fa, però vuol dire che dovrebbe esserci una responsabilità da parte delle autorità di fare delle zone adibite alla balneazione in tutti i torrenti, in tutti i fiumi. Prima di andare in pubblicità vi do questo aggiornamento di cronaca, anche aiutandomi con il portale QDP News, un incidente domestico particolarmente grave questa mattina a Gaiarine, taglia la legna, l'accetta, scivola sul braccio e lo ferisce. Si tratta di un uomo giovane che è stato portato al pronto soccorso con l'elicottero, le sue condizioni sono gravi, ma il quadro è in evoluzione, vi daremo tutti gli aggiornamenti chiaramente nei nostri telegiornali. Abbiamo ancora tanto da raccontarvi, dobbiamo tornare ad Asolo, come sapete è una comunità in ansia per le sorti del 21enne pestato a Barcellona, che si trova ancora in prognosi riservata, in terapia intensiva nell'ospedale catalano. Questa sera ci sarà una fiaccolata di solidarietà per questo giovane, quindi parleremo diffusamente di Asolo, ma non solo. Qualche istante di pubblicità, a fra poco. Segue il racconto, il nostro racconto di questo mercoledì a Nord-Est. Avete visto, ci sono tanti fatti, siamo ritornati sulla tragedia di Tania Terrin a Camponogara, ci siamo collegati con il sindaco, domani sera ci sarà una fiaccolata per Tania, facciamo rumore, lo slogan
che è stato scelto, l'appello del sindaco che ricorda quel rumore che aveva scandito la tragedia di Giulia Cecchettin, perché in Veneto si torna drammaticamente a parlare di femminicidi e di donne violate. Lo abbiamo fatto anche collegandoci con Anna Maria Parisi da Caorle, da Duna Verde, dove nella notte ci sarebbe stato un caso di abuso sessuale nei confronti di una ragazzina poco più che dodicenne. Ci sono 3 soggetti sotto torchio, 3 soggetti di origine straniera. Parliamo di una ragazzina italiana che forse lì si trovava per vacanza. Anna Maria insomma ci ha spiegato che le indagini sono in corso e chiaramente sono indagini delicatissime. Vi abbiamo raccontato anche del primo caso di West Nile letale che si è registrato in Veneto con vittima un uomo di 84 anni. Ci siamo poi collegati con Vicenza, dove caldissimo è il fronte relativo alla TAV, con quel cantiere che è stato bloccato dall'ARPAV per la presenza di amianto. Insomma, è un quadro in evoluzione, è un ferragosto denso di notizie. Una su tutte riguarda la Marca trevigiana, riguarda Asolo, una città in ansia, in angoscia per le sorti di Nicola Maggiotto, il 21enne che è stato pestato la settimana scorsa in una notte maledetta a Barcellona. Si trovava in vacanza con degli amici che abbiamo intervistato nei giorni scorsi. Sono momenti di ansia che tengono in sospeso l'intera famiglia, dice ai nostri microfoni la zia. Intanto le autorità catalane stanno indagando senza soluzione di continuità e la verità potrebbe arrivare dagli occhi elettronici puntati sulla via dove c'è stata l'aggressione e shock. Facciamo il punto. Le condizioni di Nicola rimangono comunque stabili, non ci sono state evoluzioni di nessun tipo, però mi preme dire che ho sentito questa mattina i genitori di Nicola, mia sorella e mio cognato, che chiedono di smorzare un pochino i toni, non soltanto per preservare appunto questo momento di ansia e di attesa che tiene ferme le nostre famiglie, ma anche per preservare gli amici di Nicola che comunque, anche se sono tornati sulle loro gambe a casa, hanno vissuto un trauma, e quindi anche per proteggere loro che devono rielaborare questo evento grave che hanno vissuto sulla loro pelle. Condizioni stabili ma una battaglia ancora tutta da affrontare. Anita Pellizzari, assessore di San Zenone degli Ezzelini, ma prima di tutto zia di Nicola Maggiotto, nonché sorella di mamma Nicoletta, ci aggiorna così sulle condizioni del 21enne di Asolo ricoverato in terapia intensiva a Barcellona dopo la violenta aggressione all'esterno del locale spagnolo CC Club. Il giovane è tuttora in coma farmacologico, sottoposto a terapie per la riduzione di lesioni a causa del grave trauma cranico riportato durante il pestaggio per mano, secondo le prime ricostruzioni, di una quindicina di giovani di seconda generazione. Mamma e papà sempre al suo fianco non lo mollano un secondo, nella speranza che si risvegli al più presto. Nelle prossime ore lo raggiungerà anche il fratello 26enne Denis. L'intera famiglia è riunita per dare il massimo supporto a Nicola e vederlo finalmente riaprire gli occhi. Proseguono intanto le indagini per risalire all'identità degli aggressori e per capire cosa li abbia portati a una tale brutalità. Gli amici raccontano di un cambio di atteggiamento del gruppo dopo averli sentiti parlare italiano, ma non ci sono al momento certezze sulle ragioni della violenza. Nel frattempo, un'ondata di affetto e supporto sta raggiungendo a distanza la famiglia Maggiotto in queste ore di grande attesa e speranza. Ci tengono inoltre a ringraziare tutti quanti quelli che si sono spesi dalle autorità, il sindaco di Asolo e anche il mio sindaco a cui mi sono rivolta subito per cercare di aiutarci in qualsiasi modo possibile. Sono in costante contatto con il consolato italiano, stanno ricevendo aiuto anche e soprattutto dal reparto infermieristico dell'ospedale che li ha aiutati a trovare un alloggio e appunto sono in costante contatto con l'ambasciata. E per quanto riguarda invece le indagini sono in corso e di conseguenza non ci sono aggiornamenti, dobbiamo lasciare che la tensione cali un pochino per riuscire a concentrarci su quelle che sono le cose importanti. Prima di tutto che Nicola torni a casa presto e soprattutto che la giustizia insomma faccia il suo corso.
E questa è la speranza di tutti, dell'intera comunità di Asolo, che questa sera alle 20 si ritroverà al campo del rugby per una fiaccolata, proprio per abbracciare virtualmente Nicola e tutti i suoi familiari, la zia e i genitori che sono a Barcellona in ospedale in terapia intensiva. Quindi questa sera ad Asolo e chiaramente ci sono anche dei preparativi in corso, amici e volontari stanno facendo di tutto per organizzare al meglio la serata. L'ho visto crescere qui, era piccolissimo, mi emoziona. Veniva chiamato Svizzeretto. E come mai? Perché il papà è nato in Svizzera, okay. E il papà lo chiamava svizzero e Nicola. E Nicola viene chiamato Svizzeretto. La voce rotta, gli occhi gonfi di lacrime nel pensare a cosa sia successo al suo Svizzeretto, come simpaticamente chiama Nicola Maggiotto, il 21enne brutalmente picchiato all'esterno di un locale a Barcellona. Federico, che Nicola l'ha visto crescere assieme al fratello Dennis tra i campi dell'Asolo Rugby Club, non riesce a credere a quanto successo. L'unico pensiero è che ora si risveglia al più presto. Nicola ha fatto parte della società fin da piccolo, poi lo stop a causa della pandemia, ma di recente aveva ripreso qualche allenamento con gli amici con i quali è andato in viaggio a Barcellona, una vera e propria parte integrante di questa realtà sportiva, che in un momento di così grande apprensione ha deciso di riunirsi nelle prossime ore con una fiaccolata. Speriamo che torni presto. L'abbiamo visto qui a luglio, che abbiamo fatto un torneo di touch, era qui presente, abbiamo giocato anche assieme durante gli allenamenti qualche sera e niente. Sotto il sole cocente di mezzogiorno, Federico si è per questo preso la briga di tagliare l'erba nel campo di rugby dove si svolgerà il momento di raccoglimento. Tutto deve essere perfetto, come Nicola merita. Sono attesi tantissimi amici, compagni di rugby e tutti coloro che lo stanno aspettando a casa a braccia aperte. Insomma, una comunità in ansia, quella di Asolo, non solo Asolo, perché è una vicenda che scuote tutti. Parliamo di un ragazzo di 21 anni che si trovava semplicemente in vacanza. Do il benvenuto a Isaac Lodi Casagrande, presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Santa Bonattiva. È una nuova realtà del territorio che opera su Treviso, che opera soprattutto per i giovani, per le nuove generazioni, per una corretta integrazione. Ecco, di fronte a questo episodio, Isaac, qual è la sua reazione? Fa paura perché io sono anche genitore, quindi vedere dei ragazzi che fanno queste bravate, perché non so se si può definire bravata, una roba del genere, fa paura, un'aggressione così dal nulla, ridurre in coma una persona. E fa male anche perché io sono allenatore della Tarvisio, del rugby, dell'Under 8, quindi siamo vicini. Noi mandiamo un grande abbraccio alla famiglia. Lei quindi opera con il mondo giovanile. Può sembrare un controsenso l'espressione che utilizzerò ora, ma ci sono delle ragioni di fronte a questa violenza? Ci sono delle spiegazioni? Secondo me è difficile trovare una spiegazione, si può litigare per tante cose, ma arrivare alle mani è solo una stupidaggine, vuol dire non aver cervello, non aver testa. Non puoi risolvere tutto quanto a parole, secondo me. Ma questa assenza di testa da cosa deriva? Beh, da cosa può derivare? Da come sono cresciuti, da cosa hanno subito in passato, magari i ragazzi stessi. Può derivare da tante cose, l'ambiente, magari se alcuni erano maggiorenni avevo sentito, e può derivare anche dallo stress lavorativo, ci sono tante cose che possono far arrivare a quel punto, però non è un giustificare una roba del genere. È un punto di non ritorno. Esatto, fa paura. Allora Isaac, lei resta con me perché fra poco parleremo della sua realtà, di quello che state facendo per il quartiere trevigiano di Santa Bona. Siete mobilitati, avete tante iniziative in ballo. Prima però devo aggiornare i nostri telespettatori su varie questioni, soprattutto relative al maltempo, perché nelle prossime ore ritorneranno fenomeni anche particolarmente
particolarmente intensi in Veneto, ondate di calore ma anche pioggia anche intensa, quindi c'è un'allerta in corso soprattutto per la giornata di domani. Io vi riporto sul lago del Corlo, nella frazione di Incino di Arsier, dove c'è stata una tromba d'aria particolarmente localizzata ma molto violenta, che ha scoperchiato la chiesa della frazione di Incino. Momenti di panico per una tromba d'aria a Incino, frazione di Arsier, collocata in alto sopra il lago del Corlo. Tra i primi ad arrivare il primo cittadino. Verso le 4:30 così è cominciato il temporale, quindi un vento improvviso e tutto d'un tratto il tetto si è tolto della chiesa di Incino, una chiesa antichissima, e quindi paura immediata perché si sono tranciati i cavi della luce e quindi c'è stata tutta la frazione al buio. A fare le spese del violento evento atmosferico, la chiesa della Beata Vergine Maria della Salute, costruita nel 1902, che fa parte della diocesi di Padova, a cui il vento ha divelto la copertura in lamiere del tetto, inizialmente rimasta appoggiata sui cavi della luce che gli operatori di Enel hanno dovuto tranciare per farla cadere a terra. Attimi di terrore per le persone che abitano le case nei dintorni, rimasti per alcune ore senza corrente elettrica. Abbiamo visto il temporale che stava arrivando, era talmente nero e brutto che faceva veramente paura. Noi abbiamo sentito del vento forte verso le 4 del pomeriggio e io ho guardato fuori dalla finestra e c'era un disastro, tutto un turbine di oggetti che giravano. Effettivamente c'è stata una forte ventata di vento che saliva dalla valle e ha preso, investito proprio questa zona. Volevo chiudere la porta su casa. Non ero capace perché il vento mi spingeva all'interno. Ecco, quando ho visto la lamiera alzarsi pensavo che, perché c'era come un turbine, si vedeva come come una sacca che girava così. Michela, che invece era in quella casa lì sopra, ha detto che ha sentito un forte rumore, che era la lamiera probabilmente che si stava sollevando, e ha avuto anche tanta paura, povera, e non sapeva cosa stava succedendo perché non ti rendi conto, essendo in casa, eravamo chiusi in casa tutti quanti, il tutto nel giro di qualche minuto. Avevo una paura, non avevo neanche il coraggio di venire su da quanta paura avevo, però grazie a Dio non è successo niente, non è successo veramente niente. Tanti danni alla chiesa, ancora da quantificare. Per fortuna solo qualche tegola volata via per le case, quasi fossero state protette dal luogo sacro su cui invece si è concentrato l'evento atmosferico. Maltempo, siccità, fenomeni intensi sono tutte facce della stessa medaglia. Fatto sta che si aggiunge anche la monna ai comuni coinvolti dalle misure notturne antisiccità adottate in provincia da Sib. Nella frazione di San Donato da giovedì, da domani fino al 27 potranno verificarsi in rete cali di pressione o temporanee mancanze d'acqua ogni notte nella fascia 22,6. Salgono perciò a 10 i comuni dove sono indispensabili interventi notturni per stabilizzare l'erogazione giornaliera, mentre restano 24 quelli in stato di attenzione per carenza idrica diffusa. Stiamo parlando naturalmente dei comuni della provincia di Belluno. Non aiutano, almeno per il momento, le piogge di questi giorni e di queste ore e anche quelle che sono state annunciate. Rimaniamo nel bellunese, saliamo sul Nevegal, dove è stato lanciato un sasso contro una vetrata del Filò, lo spazio gestito dall'associazione Nevegallica. È scattata una denuncia. Un sasso lanciato nella notte a una vetrata in frantumi è il segno lasciato da una mano ancora sconosciuta al Filò, lo spazio di circa 300 metri quadrati gestito da Nevegallica nel piazzale del Nevegal. A scoprire il danneggiamento domenica è stato Paolo Garaboni dopo la chiusura dello spazio per Ferragosto. Il sasso era ancora ai piedi della vetrata fra i frammenti del vetro. Il danno si aggirerebbe attorno ai 300-400 euro, ma a preoccupare soprattutto il significato del gesto. Garaboni, la cui attività è stata sovente presa di mira da
malintenzionati ha presentato denuncia ai carabinieri. L'auspicio è che si sia trattato soltanto di vandalismo, resta però il timore di un'intimidazione, anche alla luce dell'impegno dell'Associazione per il rilancio del Colle e delle recenti iniziative contro situazioni di degrado, dalla raccolta firme per salvare il rifugio Visentin alla cura del territorio che, spiega Paolo Garaboni, non riflette quello che vogliamo. Dal 2024 Neve Gallica ha promosso una 50ina di appuntamenti al Filò, tra incontri culturali, mostre ed eventi nell'indifferenza politica e di chi abita il territorio. Prossimamente in zona Faverghera l'associazione rimetterà in attività una vecchia ghiacciaia scoperta e sistemata per mostrare come si viveva e lavorava in alpeggio. Tra qualche settimana l'appuntamento clou per gli appassionati di corsa in montagna, un vertical da Colcanil a Malga Toronto. Nonostante l'amarezza per l'episodio che ci ha avvilito, dice Garaboni, noi non molliamo perché il nostro Nevegalle merita cura e attenzione. Isaac, lei appunto è presidente di un'associazione che si occupa della valorizzazione di un quartiere e qui parliamo di un sasso contro la vetrata di un'associazione che si occupa della valorizzazione di un colle, quello del Nevegal. Spesso l'attività delle associazioni che si occupano di valorizzare i propri territori non piace a tutti. Questo è vero, però il problema iniziale è che è senza scopo di lucro, quindi se tu mi lanci un sasso su una vetrata e devo tirare fuori 300 euro, l'associazione rischia anche di chiudere, non è così semplice, quindi fa paura anche questa parte. È scomoda perché? Perché magari pensano ci sia un secondo fine politico, ma non c'è un secondo fine politico, perché può allettare molte persone, ma in realtà è solamente perché ci teniamo al territorio, teniamo a dove abitiamo, è tutto lì. Fa paura e infastidisce spesso chi si impegna? Sì, fastidisce perché, diciamo, potevano farlo loro. L'idea l'ha avuta lui, si è messo più in gioco e allora si mangiano le mani, diciamo, le dita, come si suol dire. Sì, fa paura questo. Fatto sta che sono episodi che incidono poi anche economicamente, possono azzoppare le attività, questo certo, è. Sì. Volto di nuovo pagina, ci occupiamo di Caro Gelati adesso, Isaac, perché? Perché è un'estate segnata da tanti fenomeni, da tanti tavoli di discussione, chiaramente c'è anche l'aumento dei prezzi, lo vediamo tutti, e in estate l'aumento dei prezzi si traduce, poi si vede anche nelle gelaterie, questo l'umore dei consumatori. Gusto di gelato preferito? Liquirizia. E lei invece? Mandorla. Stracciatella, perché con i pezzetti di cioccolato è un misto di cose, buono. Limone io. Cioccolato e limone. Fior di latte. Cosa stai mangiando? Menta e tè matcha. Matcha e mandorla. È il tuo gusto preferito? Sì. Eccoli i gusti che vanno per la maggiore. Il gelato resta infatti una delle irrinunciabili passioni dell'estate padovana, ma per chi lo produce i conti si fanno sempre più opprimenti. A pesare sono soprattutto l'aumento delle materie prime e dell'energia. Secondo uno studio di CNA Padova, latte, uova e zucchero hanno registrato rincari tra il 15 e il 25%, mentre per la frutta i rincari arrivano fino al 30-40%. A questo si aggiungono bollette più care e l'incremento dei costi del packaging. La conseguenza è un aumento del prezzo del gelato artigianale che in provincia può arrivare fino a circa 30 euro al chilo, aumenti che incidono direttamente sui consumatori. Abbiamo visto che bene o male noi prendiamo la coppetta, siamo sui 4 euro due gusti e comincia a essere, diciamo, un po' pesantino, ecco. Siamo passati da 3 euro a 4 euro nel giro di 2 anni, quindi è pesantino. C'è stato un aumento anche non soltanto sul costo del gelato, un po' in generale, perché giustamente la corrente costa e quindi è tutto un susseguirsi di situazioni. Hai notato un aumento nel costo? No, nella regione Veneto rispetto al Piemonte abbiamo notato un prezzo minore rispetto a dove viviamo noi. Voi da dove arrivate? Arriviamo dalla provincia di Alessandria. E lì invece costa di più? Sì, un gelato 2 palline costa anche 4,50, questo l'abbiamo pagato 3,50 euro. L'aumento c'è in tutte le cose, non solo nel gelato. In tutte le cose ci sono stati degli aumenti anche nel gelato, sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo vi ferma dal comprare magari il gelato?
No, assolutamente no. È un piacere il gelato, quindi quando c'è quello buono ovviamente si paga anche un pochino di più. Certo che l'aumento è stato notevole. Rincari che non toccano almeno chi il gelato non lo può vedere nemmeno con il binocolo. Con il diabete mi sono fregato, capisci? Questo è il guaio. Vabbè, punta magari su qualcos'altro lei allora. Ho eliminato aperitivi, whisky eliminati. Bevo acqua e sto molto meglio. Conduci una vita sana quindi. Guardi, c'è un piatto. Anche questo è un tema, Isaac, cioè sorridiamo ma c'è poco da sorridere. Certo, perché noi siamo 4 in famiglia, quindi siamo io, la mia compagna e 2 bambini. Se aumentano i gelati, come aumenta tutto il resto, come la benzina, su una famiglia incide. Io faccio il progettista meccanico, però si sente sulla tasca per quanto prenda uno stipendio normale. È un'estate di aumenti, lei dal suo osservatorio, dalla sua associazione che opera in un quartiere, insomma immagino che tocchi con mano questa tematica. Certo, perché sono tutti i costi che tiro fuori, che anticipo, quindi intanto ringraziamo anche che determinate persone hanno aiutato con acqua nello scorso torneo. Ringraziamo anche il paninaro che c'era, ringraziamo tutti quanti che si sono messi proprio in gioco con un evento che iniziava da zero. Sì. Ma fra poco di questo evento parleremo diffusamente, qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo e vi raccontiamo che cosa fa l'associazione Santa Bona Attiva, ecco, cosa fa l'associazione Santa Bona Attiva per il territorio, nella fattispecie per il quartiere trevigiano di Santa Bona, fra poco. Di nuovo in diretta, siamo alle battute conclusive di questa prima edizione, ma ci prendiamo il tempo per raccontarvi di una nuova realtà associativa che sta operando nel quartiere trevigiano di Santa Bona. Qui con me c'è il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, ve l'ho già presentato, dell'Associazione Santa Bona Attiva, Isaac Lodi Casagrande, che appunto si è avventurato in questa nuova avventura, no? Sì, perché? Come nasce questa esperienza? Nasce dalla richiesta di alcuni residenti che mi contattano un giorno e mi chiedono di fare un torneo. Da là abbiamo fatto il primo torneo a giugno, abbiamo fatto 3 settimane di torneo molto agonistico, diciamo, molto combattuto, con 8 squadre. E da là abbiamo interpellato anche la giunta comunale, abbiamo interpellato il sindaco e anche il vice sindaco. Il vice sindaco si è anche messo in moto per aiutarci ad avviare il tutto. Avevamo un problema iniziale con le luci sul campo, perché non c'erano luci, quindi non sapevamo come fare, come si accendessero e tutto. Alla fine sono scesi in campo tutti quanti, ci hanno dato una mano, però la cosa più bella è stata vedere i residenti che uscivano dalle loro case perché ricordavano il campetto come era una volta. Io sono nato là, io sono nato in Veronchese, sono dell'86 e ho sempre giocato su quel campetto. Prendere in mano un torneo è stata un'emozione unica. E il mitico paletto, intere generazioni di trevigiani conoscono questo campo sportivo a Santa Bona perché ha delle peculiarità. Sì, è particolare. Si chiama paletto perché intanto c'ha un palo sotto la porta, quindi se tiriamo raso terra non potrà mai entrare, quindi già questa è strana. Le porte sono più piccole, poi nell'area vicino non si può entrare, quindi sia anche il portiere stesso che non può parare, cioè che non può entrare, non può parare dentro quell'area, diciamo così. È molto particolare come gioco. Quindi da questo campetto iconico che vedete nelle immagini riparte un po' l'attività di quartiere, la vita di quartiere. Sì, rinizia tutto perché l'abbiamo trovato un po' in uno stato di degrado. Abbiamo trovato della spazzatura in mezzo, vestiti anche, un po' di tutto, un po' varie schifezze. La cosa bella è stata che i giocatori stessi si sono messi in moto e hanno iniziato a raccogliere tutta la spazzatura, si sono messi a mettere a posto le porte, a legare meglio con delle fascette le porte, cioè volevano giocare e questa secondo me è la cosa più bella da vedere. Quindi quando lei, Isaac, ha lanciato questo primo torneo c'è stato quasi un moto spontaneo. Sì. Allora mi faceva ridere una parte perché tanti dicevano che c'erano dei ragazzi problematici, no? I soliti bulletti. In realtà quei bulletti là, che tutti identificavano bulletti, sono stati i primi ad aiutarci ad avviare il progetto.
Quindi io li ringrazio ancora, ringrazio tutte le squadre, la 44 Cam, la squadra dell'Olmi, tutte le squadre che hanno partecipato alla San Paolo, tutti quanti, perché non è stato un torneo normale, è stato un torneo vissuto dai residenti. E parliamo di quanti atleti impegnati? Più o meno erano sui 70. 70 ragazzi. Età? L'età, il più grande ne aveva 35, sì, dai 18 ai 35 diciamo. E il suo obiettivo però adesso è anche coinvolgere quelli più piccoli. Sì, io vorrei partire con un torneo a ottobre dei ragazzi più giovani, dei minorenni, quindi dai 15 ai 17, quindi questa fascia qua, per essere un po' più sicuri, perché comunque, ripeto, giochiamo sul paletto, il paletto è fatto in cemento, quindi chi cade si fa male, diciamo. Diciamo che non potete permettervi no. copertura assicurativa. In realtà sì, noi ci siamo associati all'Axein, quindi abbiamo anche una copertura assicurativa. Infatti un ragazzo si è fatto male, è andato in ospedale, l'abbiamo coperto con l'assicurazione. Quindi avete fatto tutto con i crismi. Certo. Il primo che ne rispondeva ero io, quindi un po' di paura ne avevo. E quindi diciamo che voi adesso vi concentrate sul calcio, però so che state guardando anche altre attività sportive in modo da essere più inclusivi, da coinvolgere il maggior numero di persone, di giovani. Esatto. Il campo è polivalente, abbiamo anche i canestri. Ancora non ci sono perché ormai sono stati tolti nel tempo, diciamo, e quindi ovviamente faremo domanda per rimetterli su, per partire con un torneo di basket e piano piano chiederemo anche l'autorizzazione al parroco perché abbiamo una parte laterale dove c'è il pallavolo, quindi vorremmo proprio usare tutto il campo come si faceva una volta e vorremmo partire con del cinema all'aperto, con varie iniziative. Cinema all'aperto anche? Sì. Quindi immagino questo dalla prossima stagione. Ormai sì, il freddo un po' si sentirà se no. Ma l'accoglienza da parte dell'amministrazione comunale com'è stata? C'è stata collaborazione? Allora, all'inizio diciamo che hanno storto un po' il naso. Nel senso, ho fatto richieste e tutto quanto e non si capiva bene se quel campo era del comune o no. Quindi abbiamo avuto un paio di email andate e indietro, diciamo. Diciamo che c'è stato un rimpallo burocratico. Esatto. Poi però prendendo il telefono, come si dice sempre, parlaci a voce, ti chiarisci molto di più e parlando con Manera abbiamo trovato dei punti in comune e abbiamo avviato il tutto. Quindi diciamo che in questo momento voi state collaborando con il comune, c'è collaborazione, c'è spirito di collaborazione, di portare avanti un progetto, diciamo così, di rete. Sì, insieme. Abbiamo fatto anche la richiesta di prendere proprio la concessione noi, perché visto che il campo è una spesa, diciamolo, è una spesa per il comune e per noi invece è una bellezza prenderlo in mano. Quindi abbiamo già fatto la richiesta e vogliamo prendere tutto quanto. Senta Isaac, quali sono le problematiche del quartiere di Santabona? Immagino che sia cambiato come tutti i quartieri cittadini. Certo, allora, le problematiche delle zone che popolari. Non sia più quello dell'86, degli anni 80, per intenderci. Ci mancherebbe altro. Allora, le problematiche sono sempre le stesse. Una zona popolare, se viene ghettizzata, e lo dico io, che è ghettizzata adesso, e c'è un giro di spaccio. Questo lo sanno tutti i residenti. Però io dico sempre una cosa, il cattivo opera nell'ombra, mettiamoci luce su questo campo, giochiamoci, rendiamolo vivo e anche gli spacciatori, venite a giocare così vi staccate e iniziate una cosa nuova. Quindi lei lancia anche questa provocazione. Ma certo. Scendete in campo invece di far altro. Quindi ci sono delle sacche di degrado, di disagio? Sì, ci sono. Allora, è lasciato tutto un po' là adesso. Ci sono tanti appartamenti sfitti, poi parliamo anche di appartamenti sfitti, con la necessità di appartamenti che abbiamo ora e vederli abbandonati là così. E poi io mi ricordo ancora sotto il portico c'erano dei supermercati, c'erano i fruttivendolo, c'era l'edicola che si è spostata, c'erano i bar e adesso è tutto lasciato là. E questo è una pecca, noi adesso vorremmo rimettere in moto tutto. Allora il prossimo appuntamento è, ce lo ricordi? Il 29 agosto, sabato, dalle 17 alle 23, con la festa di quartiere di Santabona.
Grazie davvero Isaac Lodi Casagrande, presidente dell'associazione Santa Bona Attiva, che ci aggiornerà a questo punto sulle future attività. Io sono le battute conclusive, vi ricordo alcuni flash, c'è il delitto di Camponogara, Ilaria Marchiori si trova ancora in zona e sta raccogliendo diverse testimonianze. Vi dico di rimanere con noi nel corso dei telegiornali serali, perché ci saranno delle testimonianze importanti. Al momento non posso aggiungere altro, quindi Camponogara, poi Caorle, la violenza sessuale su questa ragazzina si sta indagando, ci sono dei soggetti di origine straniera che sono in qualche modo sotto torchio, sui quali appunto si stanno facendo degli approfondimenti. Questi i due fronti principali. Poi per quanto riguarda il Trevigiano, questa sera vi trasmetteremo di fatto in diretta, saremo anche noi ad Asolo per la fiaccolata di solidarietà per Nicola, il 21enne pestato a Barcellona che appunto si trova in terapia intensiva nell'ospedale catalano. Le sue condizioni continuano a rimanere critiche, mentre le autorità continuano a indagare su quell'episodio che si è verificato mercoledì notte scorso. Per il momento è davvero tutto, io saluto e ringrazio dalla regia Renato Capoia e Marco Gagliazzo. Subito dopo la sigla c'è Casa Pappagallo con la ricetta imperdibile del giorno, e poi alle 16:20 circa il film memorabile Il giorno del delfino con un cast stellare. Insomma, rimanete su Antenna 3, noi rientriamo in diretta alle 18:25 con l'edizione regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Grazie davvero per l'attenzione e buon proseguimento.